Deve essere stata una bella sorpresa, o forse non bella, ma di certo una sorpresa, quella dei sindaci di Belluno e Feltre quando hanno visto sul manifesto della pastasciutta antifascista di oggi, organizzata dalla CGIL, il logo dei rispettivi comuni come patrocinio all'evento. Fulmineo il dietrofront: abbiamo concesso il patrocinio relativamente al convegno Benessere e Qualità della Vita, fa sapere il sindaco di Pellegrini in una nota pubblicata a mezzo stampa, riferendosi alla tavola rotonda a tema sociale prevista per oggi alle 16, a cui erano stati invitati i due primi cittadini, e aggiunge: non c'è stato detto nulla della cornice in cui il dibattito era inserito. A fargli eco il comune di Feltre, che ha definito fuorviante l'uso del logo dell'amministrazione nella locandina della giornata. Dibattito sì, pastasciutta antifascista no, in sintesi. Alla fine nessun rappresentante politico ha partecipato al dibattito e da De Pellegrin resta una nota di amarezza nell'accusa di strumentalizzazione continua di qualsiasi tema potenzialmente divisivo. Non si fa attendere la risposta del sindacato. Noi non abbiamo assolutamente strumentalizzato nulla. Per noi era normale invitare i sindaci al convegno che organizziamo in questa giornata e nella relazione era specificamente indicato in quale giornata si teneva il convegno, che è la giornata del 25 di luglio in cui si ricorda la caduta di Mussolini e purtroppo la tragedia della famiglia Cervi voluta dal fascismo. Un fuoco incrociato che all'origine vede probabilmente un malinteso. Certo è che si tratti di un tema, l'antifascismo, da sempre sensibile all'interno delle alleanze di centrodestra, così come è vero che l'appuntamento cada in una data tutt'altro che casuale per chi conosce la storia. Resta il fatto che per De Pellegrini il tema sociale avrebbe meritato il supporto di tutti e non, come riporta la nota, essere assimilato ad altre iniziative denegatamente associabili a battaglie di parte e non debba perciò subire derive ideologiche, forse dimentico della tutela sancita costituzionalmente della lotta e ripudio a ogni forma di fascismo.